Trasporti e logistica, quanto mai un settore in crescita e in espansione pur con delle difficoltà, dalla legalità degli appalti, soprattutto nelle multinazionali, al rinnovo del contratto collettivo nazionale che porta delle migliorie in termini di retribuzione e non solo. I benefici sicuramente saranno sulle buste paga dei dipendenti e non solo quello, perché comunque la filiera della logistica è una filiera importante. Oggi penso che sia il lavoro più attrattivo che ci sia per quanto riguarda non forse il settore viaggiante, però le logistiche servono. Introduce novità per tutto il comparto, ma in realtà per tutta la filiera. Non c'è solo un aspetto di tabelle retributive, ma di una logica profondamente diversa, un patto fra committenti e trasporti e logistica, che deve essere intesa quindi come una chance per tutta la filiera produttiva nel rilanciarsi, tenendo conto dei giusti costi della produzione, ma anche valorizzando quelli che lavorano nella legalità, nel rispetto dei contratti e che vogliono far crescere tutto il settore, tutto il territorio. La partnership per noi è una cosa fondamentale, se non c'è partnership col committente si rischia veramente di fare dei progetti di appalto, di outsourcing che siano poco ecosostenibili. Ecosostenibilità significa conoscere quali sono le regole, giocare tutti nello stesso campionato, quindi utilizzare tutti la legalità come leva. Legalità ma anche sicurezza al centro del convegno organizzato da Confapi. Dentro la discussione bisogna tenere in considerazione che la mancanza di investimenti tecnologici nel nostro Paese produce un utilizzo smodato di persone. Quando aumenti la forza lavoro in maniera sproporzionata rispetto alla tecnologia, è ovvio che cerchi di recuperare il costo del lavoro tramite la flessibilità. Esagerare su quel sistema ci ha consegnato un problema grave sulla sicurezza sui posti di lavoro. Ecco, ora per rimettere in fila le cose bisogna cercare per forza di affrontare l'innovazione tecnologica e le condizioni di lavoro, ma tenuta fede alle condizioni del lavoro.